Per organizzare una partita spettacolare ci vogliono giocatori che fanno la differenza e oggi al Grondona le squadre scriveranno un messaggio nella storia di questa categoria. Al quarto minuto del primo tempo, attacco del Moconesi sulla sinistra dell'area del Ponte X, fallo di Gatti su Rabaglio, l'arbitro Molinari decreta il calcio di rigore, batte Casella che segna l'1-0. Batte la punizione De Fazio del Ponte X per fallo su Liparti, detto il marziano, sulla tre quarti, Panetta in aria va sul pallone ma subisce un fallo in aria, calcio di rigore, batte De Fazio che tira fuori. Fallo in attacco di Gatti Emanuele su Massa del Moconesi, espulsione per Gatti, tutto davanti alla porta del Moconesi in fase offensiva del Ponte X. Siamo al 39esimo. Secondo tempo di Ponte X e Moconesi, discesa sulla tre quarti sulla destra di Casella che si accentra e tira, niente di fatto. Cross sul secondo palo di Delfino, colpisce di testa Massa che prende la traversa e Delfino allontana. Batte sulla tre quarti di sinistra Grezzi con un tiro verso il centro dell'area che corregge di testa Maciò e il numero 17 Gatti Gabriele accompagna il pallone definitivamente dentro, 1-1. Al Grondona si sono affrontati il Ponte X il Torchio contro il Moconesi Fontana Buona per il vertice della categoria. Il risultato finale con un espulso è di 1-1. La grinta l'ha fatta da padrona che nel secondo tempo ha portato il Ponte X al pareggio meritato.